Allora, questa è una iniziativa che veramente per noi è importante perché abbiamo in questi anni lavorato veramente sia sull'inclusione con lo sportello arcobaleno in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, in particolare con questa scuola dell'infanzia, e stiamo lavorando per dei laboratori inclusivi per le donne straniere, quindi laboratori di alfabetizzazione della lingua italiana, questo in collaborazione con la nostra biblioteca che è proprio qui adiacente e che è veramente una risorsa per la nostra comunità. Abbiamo sempre cercato di lavorare per creare una comunità educante, e la comunità educante si forma proprio attraverso la collaborazione tra scuola, comunità e assolutamente biblioteca e le famiglie che sono parte integrante di questo percorso. Questo polo ha come slogan "Insieme in cammino", e questo progetto è proprio un percorso da fare insieme. Quindi l'obiettivo è la comunità educante e veramente pensiamo di aver messo un punto fermo, una formalizzazione di qualcosa che in questi anni c'è sempre stato e sempre cresciuto nella comunità di Volpago.